Se il MOSE fosse stato operativo, avrebbe completamente evitato l'acqua alta. L'acqua si sarebbe fermata a 1,10 m a Venezia e a 1,20 m a Chioggia, quindi in tutta sicurezza. Secondo l'ingegner Cecconi, direttore del servizio informativo del MOSE e del prototipo della sala di controllo del sistema prima del commissariamento, l'opera può essere messa in funzione anche ora nei casi di emergenza, come quello del 12 novembre scorso, quando la marea ha raggiunto i 187 centimetri, provocando oltre 1 miliardo di danni. La soluzione c'è. Metterlo subito in funzione, quindi primo, non una squadra operativa ma 4 squadre operative, se no possono solo fare prove i commissari. Montare i compressori e i gruppi di potenza che sono già stati acquistati ma non sono stati installati. I modelli matematici ci dicono che questa manovra è efficace, simultanea su tutte le bocche, e sarebbe stato possibile se ci fossero state le 5 squadre, e ci potevano essere le 5 squadre, perché il sindaco di Chioggia il giorno prima aveva chiesto di alzare le paratoie. È stato risposto da uno dei commissari che mancava il personale e il sindaco di Chioggia ha proposto di mobilitare la protezione civile. Quindi in condizioni di emergenza, se ci fosse stata un'unica cabina di regia, avremmo potuto evitare i costi di 1 miliardo. Su queste cose il progettista, l'ingegner Scotti, non è d'accordo. Dice è una pazzia perché manca l'automazione e controllo, arriva un'onda, può rovesciarlo. Non è vero. Io ho provato a sollevare il MOSE già nel 2014 e una volta sollevato è possibile abbassare l'angolo delle paratoie e metterlo in condizioni di assoluta sicurezza, indifferente al moto ondoso. Viene dunque spontaneo chiedersi perché finora non sia stato fatto. Perché nessun tacchino organizza il suo Natale, e se i cittadini non si convincono sull'utilità del MOSE e non domandano la sua pronta messa in funzione attraverso la ricostituzione del magistrato alle acque e quindi un'unità centrale, perché i soldi vengono dallo Stato e quindi che chiede spiegazione di dove sono andati i soldi e perché non abbiamo il servizio, solo in queste condizioni noi avremo il MOSE funzionante magari un anno prima rispetto a quello che ci hanno detto, che è il 2021. Quindi io l'appello che faccio ai cittadini è questo: alzate la mano e chiedete che il MOSE venga attivato dal 1° settembre 2020, perché si può fare. Possono fare una class action.